È naturale avere paura, è qualcosa di molto umano. La paura porta a anche cercare di prendere delle soluzioni anche individuali. Qui entrano in gioco la società e la legge che limitano la possibilità di ciascuno di quanto può fare per farsi giustizia o per proteggersi da solo. Cittadini, giovani e anziani che di fronte a questa situazione non possono essere lasciati da soli. È qualcosa che non può non essere gestito a livello, diciamo, sovra-individuale, perché altrimenti poi le persone più ansiose o più preoccupate potrebbero reagire in maniera anche eccessiva rispetto a quello che è il vivere comune, e persone invece troppo rilassate potrebbero non proteggersi. Intanto, statistiche o meno, tra microcriminalità diffusa, sbandati e illegalità, cresce nel cittadino la percezione di insicurezza e sembra sempre più pronto a prendere in mano la situazione. Se trovo qualcuno dentro casa mia, lì è un altro discorso, perché, viva Dio, è una violazione della mia privacy. Chi vuole delinquere è giusto che sappia che i cittadini, se non vengono difesi, si difendono da soli.